speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben ritrovati agli amici di Radio Veneto 1, un nuovo spazio di approfondimento per presentare candidati e programmi in vista delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Nostro ospite Massimo Candura, ben trovato. Ben trovato a voi, buon trovato a voi. Massimo Candura, lo ricordo, candidato al collegio uninominale del Senato, il Veneto 03 Treviso, insomma il collegio di Treviso, ma che comprende anche, oltre al capoluogo, insomma Vittorio Veneto, Conegliano, Mogliano, certo. Tutta questa fascia di comuni, diciamo così, della Marca centro-orientale, potremmo dire. Corretto. Insomma. Massimo Candura, che è anche segretario del comunale della Lega Nord, il suo partito naturalmente candidato per la Lega Nord e per la coalizione di centrodestra. Massimo Candura, un tema forse non praticato come dovrebbe in questa campagna elettorale è quello dei beni culturali. Insomma, un tema non praticato, dico perché questa è una delle grandi risorse dell'Italia. Siamo Certo. il paese con più siti dichiarati patrimonio UNESCO e speriamo questa lista si allunghi con le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ma certamente questa può essere anche una grande risorsa economica, oltre che naturalmente avere un valore fondamentale in sé. Certamente, innanzitutto il bene culturale è l'identità di un paese, di un popolo, di una nazione, quindi la protezione e la conservazione del bene culturale deve essere centrale da parte dell'amministrazione dello Stato italiano e delle regioni. Certo è che l'Italia ha un patrimonio di beni culturali che non sono solamente un valore identitario, sono anche un'importantissima risorsa. Quindi la Lega propone innanzitutto in linea di principio una sussidiarietà nella valorizzazione del bene culturale. Cosa intendo dire? Il livello più alto, lo Stato, a parte conservare e proteggere come è giusto il bene culturale, interviene solo in ultima istanza nella valorizzazione e promozione dello stesso. Valorizzazione e promozione che spetta a chi? A chi è più vicino al bene stesso, quindi il comune, ma anche i privati che su quel territorio operano, alla provincia. In ultima istanza, laddove l'importanza, il valore, quindi anche l'importanza degli investimenti per quel relativo bene siano impegnativi, ecco che subentra la regione e lo Stato. Ma centralità del bene culturale che, lungi dall'essere un peso, è il valore del nostro territorio, ma anche un valore identitario. Il discorso della Lega è identitario, l'identità delle nostre culture, dei tanti popoli che in Italia ci sono, passa attraverso una valorizzazione, protezione e soprattutto consapevolezza dei beni culturali. In concreto ci sono dei piccoli interventi, uno per tutti. I musei italiani sono tantissimi, meravigliosi, ma lo sapete che prenotare online una visita guidata, un biglietto, è possibile farlo in meno del 5% di questi musei? Sapete che meno della metà hanno un sito internet? Questa è una cosa sulla quale intervenire, assolutamente, e non è un costo enorme. Faccio riflettere su un dato. In tutti i paesi europei musei sono diretti da una persona competente in materia di arte o competente nei beni conservati in quel museo, ma è sempre affiancato da una figura tecnica esperta di marketing. Perché? Non perché noi dobbiamo sfruttare i nostri beni, parliamo di beni, di sostenibilità dei nostri beni culturali. Non si può pensare al bene culturale come una passività. Il bene culturale è un valore assoluto per l'identità del popolo e su questo non ci piove, ma può e deve essere valorizzato anche da un punto di vista economico, perché non è incompatibile con la conservazione, anzi è utile a preservarlo in una maniera migliore. Un altro piccolo esempio, il mercato delle opere d'arte dell'arte contemporanea. L'Italia eccelle sul fronte, 1, dell'imposizione IVA più alta d'Europa sulle opere d'arte. 2, sempre per quanto riguarda le aliquote IVA, è il paese più opaco, che quindi rende più difficile applicare l'aliquota IVA stessa. Perché? Se l'artista vende direttamente a un privato ha un'aliquota IVA,
Se l'artista si serve della galleria d'arte come mediatore, ha 3 possibili aliquote a seconda del tipo di vendita. Se l'artista cede alla galleria d'arte che poi rivende, abbiamo un'altra famiglia di aliquote IVA. Insomma, qual è il risultato concreto? Che pur avendo una grande produzione di opere d'arte da sempre, pur avendo una creatività che solo gli italiani hanno, bene, è uno dei mercati più asfittici in Europa. Anche su questo, con un semplice intervento normativo si possono raggiungere più risultati. Innanzitutto quello di valorizzare il mercato delle opere d'arte, valorizzare l'opera degli artisti e soprattutto creare anche certezza nel diritto, certezza nella parte fiscale, che aiuta anche a evitare evasione, elusione, errori, incertezze. Insomma, è un modo di aiutare i cittadini, in questo caso una fascia di cittadini, con un intelletto creativo. Ecco. Vorrei riprendere un punto che aveva toccato poco fa Massimo Candura, il nostro ospite, che appunto ci diceva solo il 5% dei musei dà la possibilità di prenotare online, e sappiamo questo nell'epoca dei siti, delle grandi piattaforme internet con cui ormai si prenota dall'albergo al ristorante. Ecco, questo è anche una zavorra non da poco, ad esempio, per attirare turisti dall'estero. Ma certamente se pensiamo che ci sono metà dei musei che non hanno un sito internet, risultano invisibili a tutti quei potenziali visitatori non residenti nelle immediate vicinanze del museo stesso. Non solo turisti stranieri, ma perfino italiani. Perfino italiani. Poi, visto che si parla di grandi piattaforme internet, il problema delle agenzie viaggi online, che non hanno sede, non pagano le tasse in Italia, ma delle quali paradossalmente si servono turisti italiani per viaggiare in Italia. Ecco, qui bisogna fare un intervento di web tax, cioè imposizione fiscale, per cui queste agenzie devono pagare le tasse e non fare una concorrenza sleale alle agenzie. Per quanto riguarda invece i nostri cittadini, i turisti italiani per mete italiane, proporremo la deducibilità o detraibilità dell'IVA che vanno a pagare, che incontrano nel momento in cui si servono di agenzie italiane per viaggiare in Italia. Questo perché? Perché, viva Dio, incentiviamo la domanda interna. Partiamo dai nostri cittadini. Fare cultura vuol dire anche permettere a famiglie e cittadini italiani di visitare parti dell'Italia prima a loro sconosciute, di soddisfare la curiosità di vedere una città in cui non erano mai stati, in cui erano stati quando erano piccoli. Cioè, andiamo incontro ai cittadini. Soprattutto non è una questione di abbassare le tasse, ma di rendere più semplice pagarle. La flat tax di cui ho già parlato in questa sede non è solo un abbassamento quantitativo, ma un miglioramento qualitativo del rapporto fra Stato e cittadini, e vorremmo fosse applicata anche nel mondo del turismo, con la condizione precisa, perché c'è sempre una ragione politica importante sotto, che è quello di incentivare il turismo in Italia, il bene culturale italiano, verso i cittadini e gli operatori del turismo italiani. In conclusione, in una battuta, il turismo, i beni culturali, il patrimonio culturale è il futuro anche del nostro sviluppo italiano, anche veneto e trevigiano. Ma assolutamente. Allora vi faccio 2 numeri. 10% è il valore del PIL italiano turistico, cioè il turismo fa il 10% del PIL italiano. Occupati, l'11% degli occupati italiani sono occupati nel settore turistico. Questi numeri vanno aumentati. Noi siamo convinti che con le nostre ricette possono essere aumentati e possa essere anche fatta un'occupazione migliore. Per cui turismo e beni culturali sono identità culturale e miglioramento dell'economia. Grazie a Massimo Candura, candidato nel collegio uninominale del Senato di Treviso, della Marca Trevigiana, Veneto 03. Grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. Grazie anche da parte mia, vi rinnovo l'appuntamento con gli spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche 2018, sempre sui canali di Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.